Sì, 10.000 spettatori per questo derby veneto tra Padova e Vicenza, è il secondo consecutivo per i vicentini che dopo aver cambiato allenatore, Cagni al posto di Baldini, hanno conquistato 4 punti nelle ultime 2 partite e soprattutto vinto la grande sfida al Menti contro il Verona. Oggi c'è il Padova che in casa ha sempre conquistato i 3 punti e subito una sola rete, squadra di Dalcando seconda in graduatoria e ben 13 punti in più in classifica dei rivali, ma il Padova dopo un avvio sprint non sembra nel suo miglior momento, nell'ultima Varese una brutta sconfitta per 3-0. Padova in campo con il 4-3-3, Perin in porta, Donati, Portin, Legati, Renzetti in difesa, Bovo, Milanetto e Marcolini a metà campo, Cutolo, Caccia e Ruopolo in avanti. 4-3-3 anche per il Vicenza, Frison tra i pali, Tonucci, Augustin, Martinelli e Gianni, 4 di difesa, Soligo, Paro e Botta a metà campo, Gavazzi, Bruscato e Tulli nel settore offensivo. Arbitra Ostinelli di Como, assistenti Bernardoni e Longo. A Padova è una splendida giornata di sole, una decina di gradi, terreno di gioco che appare in buone condizioni, c'è un gran pubblico, grandi scenografie, 10.000 spettatori, 1 migliaio quelli arrivati da Vicenza che da qui, lo ricordiamo, dista meno di 30 km. Studio. Gol di Ragusa esattamente al 31. Scusami, Padova in vantaggio al 33esimo minuto, Legati, Padova 1, Vicenza 0. Padova. 35esimo il risultato è cambiato, il Padova in vantaggio sul Vicenza per 1-0, il gol sul calcio d'angolo, Milanetto ha messo in mezzo in mischia, più alto di tutti Legati, ha colpito di testa il pallone sul palo interno e poi in rete, colpevole Frison. In 5 minuti però il Padova aveva creato almeno 3 occasioni da gol, la prima con la punizione di Cutolo, c'è stata una deviazione di Cuffa di testa in area, il colpo di testa però troppo debole e la difesa si era salvata in angolo, da lì 3 occasioni di seguito su calcio d'angolo, nell'ultima il gol di Legati, il pallone in rete. Il Vicenza però subito molto pericoloso, alcuni istanti fa è stato Gianni a mettere il pallone in mezzo, Tulli ha mancato la deviazione da ottima posizione e la difesa del Padova in grande apprensione è riuscita a liberare. 36 minuti, Padova 1, Vicenza 0, linea Empoli. Genova. 44 minuti e 40. Rigore per il Vicenza, un fallo di mano in area di Portin, l'arbitro ha assegnato la massima punizione al Vicenza, pronto a battere Bruscato, chiederò la linea quando tutto sarà pronto. Sampdoria che prova in questi ultimi 2 minuti e mezzo. Pronto, scusami, Bruscato sul dischetto del rigore, non si allontanano però i padovani, Legati ha fatto un'entrata in area, l'arbitro l'ha allontanato, pronto Bruscato a battere con il sinistro, corta la rincorsa, l'arbitro parte Bruscato, il tiro di sinistro, la palla in rete, Vicenza ha pareggiato al 45esimo minuto, Padova 1, Vicenza 1. 43esimo minuto a Castellano. Padova in rete, Caccia al 46esimo minuto, Padova 2, Vicenza 1. Allora quanto manca alla fine, Zennaro, a Padova? 40 secondi, scusate, mancano solo 40 Vai, secondi alla termine. fine dei 2 minuti di recupero, è successo di tutto al 43esimo, il rigore per il Vicenza, un'azione insistita dei vicentini in area sul traversone di Soligo, Portin ha toccato con una mano, per l'arbitro era è finita la partita di Genova, Sampdoria e Cittadella 0-0. Ed è finita anche la partita delle Castellani, Empoli e Sassuolo 1-1 a te la linea. Bruscato ha messo in rete e poi quando a partita che sembrava finita, il lancio lungo di Lazarevic, gravissimo l'errore, ancora il Vicenza, il tiro di Paolucci, la palla è uscita di pochissimo, il Vicenza ha avuto l'occasione per il pareggio a tempo scaduto, anche i 2 minuti di recupero, stavo dicendo, Lazarevic il pallone in profondità, un solo difensore, Augustin, preso in mezzo tra Cutolo e Caccia è andato via in velocità, è entrato in area, ha fatto partire il destro imparabile per Frisone, pallone in rete, il Padova di nuovo in vantaggio, pochi istanti fa l'occasionissima per il Vicenza con Paolucci che è entrato solo in area, ha battuto con il sinistro e il pallone fuori, adesso il triplice fischio, Vicenza
ha perso il Padova, ha vinto qui in casa con il Vicenza, ha vinto il derby per 2-1. Allora torniamo da Zennaro per un commento su questo derby che il Padova ha fatto suo. Vai Zennaro. Sì, una partita davvero incredibile, primo tempo tutto del Padova con il gol al 33esimo di Legati su azione d'angolo, il vantaggio assai meritato della squadra di Dal Canto, che però nel secondo tempo ha quasi rinunciato a giocare, ha lasciato molto spazio al Vicenza che negli ultimi minuti ha incrementato il ritmo e ha sfiorato più volte il pari prima del calcio di rigore al 43esimo per il fallo di mano in area. Attenzione Zennaro, c'è il finale del Granillo, la Regina ha battuto il Varese per 3-2 a Terranini. Sì, Freddo ha bruscato, ha messo dentro. Insigne, Pescara 4, Ascoli 1. Dicevo, al 45esimo la rete su rigore di Abruscato, solo 2 minuti di recupero. In questi 2 minuti però il Vicenza ha commesso un incredibile errore, si è buttato in attacco e sul rilancio di Lazarevic il difensore centrale Augustin è stato preso in mezzo tra Cutolo e Caccia è entrato in area, con il destro ha freddato Frison, 2-1 ancora, però palla al centro e tutto verso il lancio verso Paolucci, che era stato dimenticato in area dai difensori del Padova. Con il sinistro il tiro di Paolucci e la palla che ha sfiorato il 7 ed è uscita, e quindi il Padova ha vinto questo derby, si porta a 23 punti, il Vicenza rimane a 7. Quindi ricordo il risultato: Padova batte Vicenza 2-1. Lì nello studio.